Da 40 anni, da più di 40 anni a questa parte, il nostro ruolo principale è proprio quello di supportare le imprese in quelli che sono i passaggi chiave e migliorare il dialogo che c'è con gli istituti di credito, andare anche qualche volta a correggere eventuali anomalie che si possono ritrovare, in modo da accompagnarli e di renderli più facilmente finanziabili. Nel tempo ci siamo evoluti molto e abbiamo creato anche strumenti nuovi proprio per poter dare mettere più prodotti a disposizione dei nostri associati, che oggi in tutto il territorio del Veneto sono oltre 18.000, quindi è una bella quantità. Questi prodotti sono soprattutto legati alla finanza agevolata, quindi siamo sportello di Veneto Sviluppo per tutte quelle che sono le leggi agevolate, e quindi ci facciamo anche carico di andare a fondo nella questione e aiutare l'azienda per capire fin da subito anche i contorni e gli eventuali problemi che potrebbe incontrare nel tentativo di ottenere un finanziamento agevolato. Questo perché spesso in realtà nel mercato altri operatori puntano direttamente invece all'ottenimento del bando senza verificare che il bando poi sia finanziabile. Quindi noi abbiamo una capacità che c'è propria, quella di riuscire anche ad aiutare l'azienda non solo a capire se il bando è ottenibile, ma se è anche poi finanziabile fino in fondo, in modo proprio da farla arrivare fino alla fine. Abbiamo poi sviluppato anche prodotti di finanza, diciamo, più evoluta, quindi i mini bond, che ultimamente sono abbastanza di moda, se vogliamo, ma che noi li abbiamo trattati in un modo diverso, perché li abbiamo trattati per piccoli importi e quindi in modo che siano prodotti anche a vantaggio delle aziende più piccoline. E poi abbiamo anche iniziato a fare finanziamenti diretti, quindi siamo riusciti anche ad accompagnare il finanziamento diretto ai bandi. Un esempio su tutti è proprio il finanziamento collegato alla Sabatini, che da un paio di anni circa è possibile anche per il settore del commercio e del terziario, mentre prima non lo era. E quindi possiamo dare direttamente il finanziamento e anche in autonomia far ottenere un vantaggio in termini di costo degli interessi.